Novità in arrivo per la viabilità della strada statale Agrigento-Palermo che da interminabili anni fa soffrire gli automobilisti in un vero e proprio calvario da affrontare per recarsi nel capoluogo di regione e viceversa per chi vuole venire nella nostra città o nel comprensorio montano agrigentino. In tal senso il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Giancarlo Cancelleri ha raggiunto i cantieri della strada statale 189 della Palermo-Agrigento, importante arteria siciliana, accompagnato dai tecnici dell'ANAS e della CMC, al fine di verificare ulteriormente lo stato dell'avanzamento dei lavori e dei cantieri aperti. Il sottosegretario Cancelleri, come aveva promesso, è tornato a far visita ai cantieri della Palermo-Agrigento per assicurarsi che i lavori avanzino velocemente e senza le interruzioni. Con ANAS e CMC, le imprese affidatarie, oggi direttamente in cantiere, afferma Cancelleri, abbiamo fatto il punto a riguardo ai lavori della strada statale 121 e 189. Abbiamo preso un impegno ben preciso, continua Cancelleri, in questo territorio. I lavori non si devono più fermare fino alla consegna dell'asse principale di quest'opera. Ci sto mettendo tutto me stesso per mantenere la promessa. Di 10 semafori che rendevano difficilissima la viabilità di questa strada, già 7 sono stati eliminati, a conclusione di una corposa apertura del tratto a doppia carreggiata che avverrà tra ottobre e novembre. Ne dismetteremo altri 2, afferma Cancelleri. Seguo personalmente e costantemente i lavori della strada statale 121 e 189, in quanto è arrivato il momento di scrivere la parola fine a questo cantiere infinito. Il sottosegretario Cancelleri era presente altresì anche nella mattinata con l'esplosione controllata degli impalcati della pila 17 alla pila 37 del vecchio viadotto Salso sulla strada statale 640, strada degli scrittori, e creare così il nuovo innesto con lo svincolo di Caltanissetta dell'A19 a partire dal prossimo anno. Il vice ministro Cancelleri si è anche recato a Porto Empedocle per verificare il lavoro fatto per il porto, che porterà a notevole incremento dello scalo Malinaro. La struttura empedoclina infatti è stata inserita nel PNRR con 70 milioni circa di investimento fatti in collaborazione con l'autorità portuale di sistema della Sicilia occidentale, il finanziamento per la metropolitana di superficie e l'illuminazione del porto per circa 3 milioni di euro.